Ce la faranno i comuni veneti a superare questo 2011 alla luce anche del processo federalista in corso? Ma direi proprio di sì, insomma, i comuni oggettivamente devono fare i conti con i limiti del patto di stabilità, però è un patto di stabilità che credo si sta tenendo con grande manutenzione e attenzione rispetto alle nostre esigenze. Dobbiamo peraltro dire che il federalismo, gli effetti veri del federalismo li avremo fra 2 anni e quindi in relazione a questo bisogna ancora pensare a una congiuntura complicata che però dobbiamo affrontare assieme. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto salvabilanci che viene incontro ai 12 comuni veneti particolarmente inguaiati. Che benefici porta direttamente a loro e anche molti altri che fanno fatica a chiudere i bilanci di previsione? Porta dei benefici di risorse, porta dei benefici per quello che riguarda l'aspetto di alcune specificità di applicazione del patto e quindi complessivamente va a rimuovere alcuni problemi che si erano comunque evidenziati all'interno del funzionamento generale dello stesso patto. Quindi è comunque un passo in avanti, non è un elemento risolutivo, insomma dobbiamo immaginare una fase migliore quando ci sarà una ripresa molto più forte. Comunque questo è il primo segnale.